Abbiamo deciso di mettere assieme questi due territori. Perché? Noi pensiamo che per le sfide del mondo c'è bisogno di dimensione. E la nuova dimensione di un'industria a Treviso, che oggi ha ratificato la fusione con Padova, è davvero notevole. Quasi 170.000 imprese, con oltre 280.000 addetti. Assindustria Veneto Centro, questo è il nuovo nome, è da numeri economici la prima associazione in Veneto e in Italia la seconda, solo dietro ad Assolombarda. La firma al veneziano Palaexpo di Marghera, nell'assemblea che con il titolo Costruire un nuovo triangolo industriale già punta a nuove aggregazioni. È un triangolo rappresentato da Padova Treviso con la nuova associazione, da Milano e Bologna. Un obiettivo importante per numeri e peso internazionale. Una potenza economica, quindi anche politica, capace di spingere scelte importanti e non a caso questo triangolo nasce da 3 regioni impegnate nel percorso dell'autonomia. Questo è un dato significativo. Molto probabilmente questa richiesta non è una richiesta di autonomia intesa come le 3 regioni che si vogliono staccare dall'Italia, ma che vogliono avere quella possibilità di avere quei fattori abilitanti, come dicevo prima, per poter crescere ancora di più. Ma per crescere e quindi garantire lavoro e benessere ai territori, gli industriali chiedono infrastrutture, senza se e senza ma, ad iniziare dalla TAV per arrivare alla Pedemontana.